Eder. Mech. Pallister. Non si può non apprezzare la genuinità della testimonianza dell'albergatrice slovena, del resto coerente con molteplici altre che inquadrano la violenta impulsività e le fin qui premiate capacità trasformiste del Visindin. A dire il vero, Sebastiano già ai primordi, seppur paludato nel suo vittimismo d'impatto mediatico, disse in una intervista Rai qualcosa di molto simile ed inquietante. Anche perché apparentemente fuori luogo. So essere cattivo con chi mi vuole male. Deve sapere che io posso diventare tremendo. Del resto la ormai disvelata predominanza aggressiva di Sebastiano, congenita e forgiata nell'originario abbandono familiare, non poteva che condurre Liliana, in quanto inversamente predisposta, ad una crescente remissività, per poter mantenere, responsabilmente, il necessario equilibrio di coppia. D'altra parte, secondo lo stesso principio, il Visintin approccia indistintamente ciarlatani, critici improvvisati ed anche i giornalisti più puri. In particolare a quest'ultimi Sebastiano dimostra un apprezzabile trasformismo, con atteggiamenti che commuta spesso in aggressività, con cui intenderebbe prevenire ulteriori domande per lui imbarazzanti. Ad esempio si noti come più volte il Visintin, seppure in luogo dell'ennesima risposta evasiva, abbia intercalato: Ma che cosa è questo? Un interrogatorio? Oh scusa, ma cosa stiamo facendo qui? Io sono venuto solo per fare due chiacchiere, per parlare della mia storia. Nella sostanza per il Visintin attaccare chiunque non gli sia compiacente, o gli si dimostri graditamente inconcludente, è l'ultima, forse oramai migliore, difesa. Tuttavia vi sono due profili della sua debolezza che indicano che la prova definitiva della sua colpevolezza potrebbe essere oramai vicina. Il primo è il sempre maggiore affanno a contenere il siffatto suo trasformismo che lo induce in lapsus, contraddizioni ed anche a parziali ammissioni. Quindi ad azzerare la propria credibilità ed a perdere l'opportunità di ulteriore recitazione. Il secondo profilo di debolezza è l'irritante sfida alle emergenti testimonianze, che sono al contrario incoraggiate irrimediabilmente per lui, proprio dai suoi editti mediatici quali questo lo dice lui, questo lo dice lei. Non lo possono provare. I suoi editti mediatici, tanto inflazionati da non intimidire più alcuno, e che anzi chiamano a raccolta anche coloro che fin qui non avevano osato esporsi, o semplicemente si erano rassegnati all'ingiustizia, all'apparenza irrisolvibile, dell'archiviazione. Ingiustizia, quasi inutile ripeterlo, tanto apprezzata ed auspicata da Sebastiano a ciò che si lasci riposare in pace Liliana e, finalmente, si conceda a lui di continuare a vivere gaudente, ricco, felice e impunito. Quando sono state trovate le immagini di via Damiano Chiesa? Come mai non sono state trovate subito? È sicuro che siano del 14 dicembre. Quale è la conferma? Prima di chiedere se queste immagini siano di Lilli si tratta di vedere se sono proprio immagini del 14 dicembre. È possibile che siano di quel giorno? È possibile che siano di altri momenti e poi spacciati per il 14/12 in modo che si dia per certo che Lilli sia uscita di casa? Se si appura che Lilli è uscita di casa, la responsabilità su Sebastiano decresce. Quindi bisogna far trovare non solo il corpo, ma anche la prova che Lilli è uscita di casa quel mattino. Se Lilli non fosse uscita di casa infatti il caso sarebbe chiuso. Ricordiamoci che Seba non ha un lavoro e ha tutto il tempo per pensare e per costruire tutto quello che vuole. Ha anche le competenze per manipolare immagini o altro essendo un videomaker. Seba è molto bravo, astuto, sottile nel costruire il tutto. Un genio. Rido quando la gente lo sottovaluta e dice povero Seba. Non è per niente povero, ma un grosso furbacchione, astuto. E quando io dico che quella ripresa in via Damiano Chiesa sia Lilli, non sto dicendo che però sia Lilli il 14 dicembre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.